Lo Stabile e la Fenice sempre più uniti. Queste le prime indicazioni che vengono dal nuovo consiglio di amministrazione del Teatro Stabile del Veneto, presentato ufficialmente al Goldoni di Venezia. Accanto al presidente Angelo Tabaro, succeduto a Laura Barbiani, è stato nominato suo vice Giampiero Beltotto, ex portavoce del governatore Luca Zaia, ma soprattutto responsabile del marketing e della comunicazione al Teatro La Fenice. Gli altri consiglieri del rinnovato CDA sono l'attore padovano Roberto Citran, il regista trevigiano Paolo Trevisi e Beppi Morassi, da moltissimi anni attivo alla Fenice come regista, direttore della produzione e dell'organizzazione tecnica. Con un organico così mescolato e in comune, ovvio pensare ad un futuro di intensa sinergia fra i due teatri, con molte coproduzioni, anche perché risparmiare non guasta. Intanto ci si guarda intorno per capire chi potrebbe essere il successore del direttore artistico Alessandro Gasman, in scadenza a giugno del 2014. Voci di corridoio lo vorrebbero, al contrario del super impegnato Gasman, molto più legato al territorio.